Ve che non par che Luca, lo raggio da sinistra a quel di sotto, e come vivo par che si conduca. Siamo nel canto quinto del Purgatorio, siamo proprio all'inizio. Dante si appresta a lasciare le anime dei neghittosi quando una di esse si accorge di lui, si accorge che è fatto di un corpo in carne ed ossa, di un corpo che proietta l'ombra sulla sinistra. Le anime capiscono che Dante è vivo e allibiscono. Che cosa significa allora in questo contesto avere un'ombra? Significa essere vivi. Le ombre sono assenze che testimoniano presenze. Un'ombra è segno di luce e soprattutto di qualcosa o qualcuno che la trattiene. Noi quando camminiamo incontriamo moltissime ombre e le incontriamo in uno spazio che le accoglie e allo stesso tempo ci restituisce qualcosa. Ecco che durante il festival, attraverso i borghi, inseguiremo le ombre del bello che ci circonda, ombre di scienza, ombre di musica, ombre di arte, ombre di cultura. Un festival, il nostro, che è aperto a tutti. Avremo laboratori per bambini, spettacoli per le famiglie, incontri con autori, scrittori, divulgatori scientifici, passeggiate letterarie alla scoperta del nostro territorio, musica e degustazioni. Vi aspettiamo qui a Fregona dal 7 settembre al 10 settembre per farvi conoscere un po' di noi, un po' del nostro territorio, per regalarvi nuove emozioni. Fregona Borghi in Natura, il Festival delle Prealpi Trevigiane. Il nostro è un festival culturale che si svolge lungo le colline di Fregona e le sue antiche borgate. In questi 4 giorni saremo a Sonego, a Mezzavilla, a Borgomas, nelle vicinanze del campanile di Fregona, a Borgoluca e a Borgocol. In questo momento ci troviamo lungo l'antica strada Remira, l'antica strada utilizzata dalla Serenissima per il trasporto dei faggi dal Cansiglio alla Segnale di Venezia, dove le piante dei faggi venivano trasformate nei remi utilizzati nelle galee veneziane. Lungo questo percorso terremo anche il concerto finale, l'ultimo evento, che assieme al concerto del venerdì sera saranno i nostri eventi, gli eventi del Comune di Fregona, inerenti alla Città Veneta della Cultura 2023. Il nostro comune, assieme agli altri comuni delle terre alte della Marca Trevigiana, hanno partecipato al bando regionale e sono risultati vincitori. Il gruppo organizzatore ha lavorato molto duramente in questi mesi, si è dato da fare per la ricerca di sponsor, per contattare gli ospiti, per avere anche relazioni con altre associazioni, quali la Proloco del Comune di Fregona, con cui abbiamo collaborato per la manifestazione e la promozione anche del territorio. Quindi è stato un bel lavoro di squadra, proprio un lavoro di passione dei vari componenti, che oltre al festival organizzano anche attività culturali per conto del Comune e seguono i vari gemellaggi del paese.